Sono ore bollenti a nord-est, l'anticiclone africano Apocalisse 4800 non sta concedendo tregua dalle Dolomiti alla laguna. I termometri, soprattutto quelli delle auto, sono letteralmente impazziti. Queste alcune delle foto inviate da voi telespettatori. Le temperature certificate da ARPAV restano comunque da record. Il rilevamento alle 3 del pomeriggio ha confermato ancora una volta Nervesa della Battaglia sulla pedemontana trevigiana come il comune più caldo del Veneto, 38,5 gradi. Poco sotto Treviso, il capoluogo più torrido, 38,3, oltre 35 gradi a Belluno, 37 a Feltre, quasi 32 ad Auronzo, più ventilata la costa, 33,6 a Venezia. ARPAV ha poi comunicato il superamento della soglia di informazione fissata a 180 microgrammi per metro cubo per l'ozono nella stazione di rilevamento dell'Alta Padovana, che si trova però in territorio di Castelfranco Veneto. 204 il valore raggiunto, da qui le raccomandazioni. È bene che i bambini, donne in gravidanza, anziani, chi svolge attività lavorativa e fisica all'aperto e in particolare i soggetti asmatici e con patologie polmonari e cardiologiche evitino prolungate esposizioni all'aperto. Per il weekend la colonnina di mercurio potrebbe portarsi sui 40 gradi, con la Protezione Civile del Veneto che ha prolungato fino a lunedì lo stato di allarme climatico per disagio fisico in tutta la regione. Attivo il numero verde, operativo già da qualche giorno. Temporali di calore sono previsti in montagna, soprattutto nella zona del Cadore. E a proposito di terre alte, Coldiretti conferma l'allarme dei giorni scorsi, i pascoli sono sempre più secchi, il ritorno dall'alpeggio sarà anticipato. E di fatto non c'è più quel bel prati e pascoli verdi che permettevano appunto agli animali di poter stare in questa fase estiva nei pascoli. Oltre a presidente Coldiretti Verona, Vantini è anche a capo del consorzio di bonifica Scaligero. L'Adige è sempre più sorvegliato speciale. Noi di fatto preleviamo il 60% di quello che solitamente preleviamo in una stagione normale e stiamo cercando appunto di suddividere la risorsa nel miglior modo possibile in tutto il territorio, anche se non è semplice.